puoi darci il tuo punto di vista di attivista e scrittrice italo-iraniana su quello che sta succedendo in Medio Oriente, in particolare in Iran? Come dire, quello che la popolazione chiede non è sul banco, insomma, delle analisi geopolitiche, quindi da un punto di vista geopolitico lo stiamo vedendo quello che sta accadendo, ma quello che chiede la popolazione purtroppo ancora una volta non viene ascoltata. La popolazione è schiacciata da una parte dalla guerra e dall'altra dal regime, perché il regime proprio questa mattina ha impiccato tre ragazzi innocenti che avevano arrestato durante le proteste di gennaio 2026. Quindi siamo davanti a un massacro nel massacro e la voce della popolazione viene nuovamente schiacciata. Per questo noi dobbiamo veramente tenere alta l'attenzione sull'Iran, non tanto dal punto di vista geopolitico, perché già ci sono tante persone che ne parlano, ma è proprio quello che vuole la popolazione, cioè la fine di questo regime e arrivare a delle elezioni in maniera trasparente. Noi a questo dobbiamo puntare per la popolazione, perché non vale solo per gli iraniani, ma vale anche per la pace nel mondo. Grazie. Grazie a voi.